Salvo, direttrice della Colimbetra. Oggi Pasquetta, cosa proponete come servizio ai turisti? Oggi all'interno del Giardino della Colimbetra, che è questo angolo di paradiso che si trova nel cuore della Valle dei Templi, proponiamo il nostro picnic tradizionale, un picnic che tra l'altro si ripete nelle giornate di Pasquetta del 25 aprile e del 1° maggio. È un'occasione soprattutto per le famiglie, per stare all'aria aperta e per godere appunto delle bellezze del nostro territorio in maniera conviviale. Quindi ci sono delle tavolate sociali, c'è la possibilità di acquistare un cestino all'interno del giardino oppure di portare il pranzo a sacco. Inoltre per queste giornate c'è sempre la possibilità di visitare gli ipogei, quindi i nostri percorsi sotterranei con Agrigento sotterranea. All'interno della Colimbetra i turisti cosa trovano? All'interno del Giardino della Colimbetra i turisti scoprono innanzitutto un agrumeto storico. Giardino, Uiardino appunto è l'agrumeto nell'accezione siciliana del termine, e quindi trovano principalmente quello. Trovano anche altre varietà di paesaggio, paesaggio tipico del Mediterraneo, e trovano anche diverse evidenze archeologiche, appunto i nostri ipogei che alimentavano 2500 anni fa quella che fu la piscina sacra degli dei. Progetti ed eventi futuri presso la Colimbetra. Al Giardino della Colimbetra sono tantissimi gli eventi, abbiamo circa 70 giornate con evento all'anno. I prossimi appuntamenti sono con i picnic del 25 aprile e del 1° maggio, torneranno le Olimpiadi dei giochi dimenticati, le Olimpiadi per i bambini in cui si ripercorrono i giochi che facevano appunto i nostri nonni, le camminate della biodiversità, un trekking che quindi interesserà e si focalizzerà su quella che è la biodiversità del nostro giardino. Ci sarà poi appuntamento in giardino agli inizi di giugno, per poi arrivare a quello che è il calendario più importante della Colimbetra, che conta oltre 30 appuntamenti con Serefai d'estate. Serefai d'estate che vi anticipo saranno sempre strutturate come gli altri anni in 4 mini rassegne per accogliere il numero più ampio di visitatori possibile, e quindi ci saranno i fuori cantina gettonatissimi, astronomi per una notte, al calar del sole ed infine aperitivi letterari. Quindi tenetevi aggiornati sui nostri canali, costantemente appunto monitorati, e venite a trovarci al Giardino della Colimbetra. Con dei turisti venuti qui apposta alla Colimbetra. Da dove venite? Da Messina. Da Messina, sì. Come avete trovato la Colimbetra? Vi piace? Molto bella, caratteristica, pulita, ben tenuta e un posto molto suggestivo. La prima volta ad Agrigento? No, abbiamo anche lavorato qua, ma c'è sempre da scoprire. E vedrete anche il Parco Archeologico dei Templi? Sì, adesso proseguiamo e andiamo avanti.